Lorenzo, quindi alla fine siamo entrati, ci troviamo nella zona giorno di questo appartamento di cui io sinceramente non so niente perché è la prima volta che lo vedo con te. Ti prego, per me e anche per chi ci segue, spiegaci un pochino dove siamo e di che tipologia di appartamento stiamo parlando. Allora, è un appartamento molto bello perché ha degli abitativi che sono ottimamente disposti, sono in tutto 52 metri quadri. Ci troviamo a Canareggio, è una zona molto servita, a 5 minuti dalla stazione, da Piazzale Roma, quindi vicino anche agli imbarcaderi, quindi è una zona veramente a livello di collegamenti ottimale. È un appartamento che è stato restaurato qualche anno fa. Restaurato quindi? Cioè dai proprietari, hanno mantenuto anche delle cose originarie. Esatto, come i pavimenti, sono tutti i pavimenti originali del palazzo. È un palazzo relativamente giovane per Venezia perché siamo comunque nell'Ottocento, è una zona comunque che non è direttamente esposta sulla strada principale, ma dà su due corti giardini interni. Quindi una qualità potrebbe essere l'estremo silenzio. Il silenzio, le viste e la luce, perché pur essendo un primo piano è una casa molto luminosa. Un'altra cosa bella è che c'è solo in questo pianerottolo c'è solo questo appartamento, quindi sono pochissime unità abitative, sono 4 unità in tutto e quindi anche un piccolo condominio è anche molto... Quindi per chi lo acquista spese condominiali praticamente inesistenti. Sì, irrisorie.